Franco ti hanno colto proprio in fragranza mentre che stavi parlando. Roberto, ma noi stavamo discutendo, insomma, del più e del meno. Abbiamo anche la nostra amica, come ti chiami? Dillo, dai. Lo sanno tutti, a Quarto Canale e poi Anna Cicalese. Anna, voi che piacere. Oh Anna, ma voi pensate un po', la notte io accendo la televisione, pic, e la vedo Anna. Poi invece stasera la vedo qua, la vedo viva. Ma vedi che piacere, ma fammi venire proprio qua. Ci dobbiamo spaventare. No, ve lo voglio dire, no, niente. Allora Anna, non ti preoccupare. abbiamo un carissimo di non aver paura perché Franco è bravo, non ti Ma io lo conosco, noi ci conosciamo bene, io e Franco. Sì, no, io volevo dire, tu hai detto una bella cosa, dici. Hai visto? Perché quando dico al Signore tutto ok, che ci vuole solo più cruz. Ma Massimo è colpa mia, mi devo Invece mettere stiamo a bene, dieta. io sto benissimo, che siamo stretto e siamo molto bene, sinceramente. No, ma felice di questa cosa. Sì, vai. Volevo dire, siccome che a 40 anni ci conosciamo, tanti anni, infatti lei tanti anni fa mi ha presentato in una serata a Giffone Valle Piano, quindi stavamo chiacchierando amichevolmente, no come pensate tu che sei una carogna che hai pensato subito a male. Non dicevo queste cose, non le ripeto mai, per l'amore di Dio. Noi non ci crediamo, Roberto. Allora, senti Anna, quello che volevo spiegare è questo. Questa settimana, in questo angolo dell'agenzia Magic Music, che il proprietario è sempre Stallone, ecco, l'agenzia Grandi Spettacoli, abbiamo avuto questa bellissima sorpresa, ecco, Franco Staco. Ecco, adesso io, sapete che cosa faccio? Vi lascio per un attimo, ecco, mi allontano con il microfono, poi vi fermo io quando devi cantare, un attimo. Se lei mi fa una domanda vorrei rispondere col microfono. Allora sto qua, vai. Ecco qua. Allora, questo è il zio mio. Abbiamo fatto un change di microfoni, allora se Roberto concede Allora, il se tu te microfono... ne vai, ci fai un grande piacere, guarda. Ciao, salta tu. Devo stare per forza qua, non mi posso muovere, ho preso una piccola parola. Complimenti per le scarpe stasera, Roberto. Allora, Franco... No, ma lo sai perché? Che non si stava a puntare, perciò... No, gliele dobbiamo legare noi, che simpatico. Allora, Franco, vabbè, tu sei simpaticissimo, Grazie. hai tante fans, io appunto ricordo quell'esperienza a Giffoni. Sì, sarà una bella Io serata. appunto stentavo a credere che tu ti La ricordavi... camera qual è? Scusa, la camera. È quella, Questa? insomma, non credevo tu ti potessi ricordare di me anche perché avevi una schiera di fans incredibili. Però la presentatrice è difficile dimenticare. Poi ti piace coinvolgere le ragazze sul palco, ricordo Certo, che ti hai fatto certo. cantare un pezzettino di una canzone insieme a te, Sì. qual era il titolo di quella Relazione. Relazione. Allora Franco, arriviamo al tuo ultimo lavoro discografico direttamente e poi probabilmente lo ascolteremo stasera, credo. Sì, faremo qualche Tre canzoncina. canzoni devi cantare, perciò io Tre canzoni. Come si dice nella vita non c'è due senza tre, ne facciamo tre. Bello. Allora Franco, Tranquillamente, l'importante i soldi sono sempre chi li dà. sempre sì, sono sempre... siamo O rimasti. 3 o 2, Come come il contratto, ma da tu vuoi contratto. fare pure un buon lavoro. Ha cambiato allora. Facciamo pure un saluto a Nino, il tuo... Cioè, bene, non fa niente, non è importante. No, dobbiamo salutarlo, Ah, sì? diciamo, non mi salutate. No, saluto a Nino e tutta la famiglia e poi tutti gli amici. Nino Comunque, Fieri, perché- Nino Fieri che ci seguono tutti. So che il tuo programma sta andando abbastanza bene, quindi grazie. saluto affettuosamente tutti i tuoi fan e naturalmente tutti coloro Radio che... 80 che sta adesso in Ah. comunicazione con noi. Allora colgo l'occasione per salutare Radio 80 anche perché domenica mattina sarò ospite a Radio 80, quindi mi fa piacere, quindi saluto il club Limonera, importantissimo, che fa parte della radio, e poi naturalmente i conduttori, conduttrici, tutti quanti. Poi ci vediamo Franco, domenica. addirittura, scusami se ti interrompo, è nato un club dalla tua canzone famosissima Limonero. Sì, Limonero, Addirittura un club. Quanti Poi anni? sono almeno, mi sembra, una trentina di ragazzi e ragazze che fanno parte di questo club. È molto poco. Allora, se non mi Molto poco. sbaglio c'è una telefonata in diretta. Sì. Dobbiamo- Che sarà una diretta tranquillamente che la possiamo accettare, mi raccomando. Ma stiamo filtrando Roberto, non ti preoccupare. Allora, pronto? È lì? Pronto? È là? Sempre là? Pronto? Pronto? Roberto, Chi sei? sono Carmela, la moglie di Savino. Ui, anzi, come Tanti sta? auguri. Come state, zio? Ringraziamo Dio, stiamo bene. Mi fa piacere, zio. Io pure la settimana scorsa non ho potuto prendere la linea. Ecco, ma quelle sono anziani, sono persone che vogliono vedere la... Ma adesso hanno preso la linea e ora sono... No, io sto prendendo già il tempo sempre occupato. Zia, Dimmi. io vi faccio ascoltare sicuramente una bellissima canzone dopo. Dammi un bacio a tuo padre. Grazie, Tanti zia, auguri del per questo bellissimo programma. programma. Eh. Fammi sentire
la canzone Figlia. Va bene, la canto zia con tutto il cuore, salutando suo marito e tutta la famiglia, va bene? Grazie. Grazie zia. Ciao, ciao. Salutate così. Ecco, poi, ecco zia, logico, ma il discorso che cos'è? È proprio questo fatto qua, non riescono a prendere la linea, quando vanno a pigliare il giro, puff, ecco. Uno tenta in ogni occasione, sì, dobbiamo... Ti volevo solo Allora, dire, sì, dimmi. giusto l'ultimo lavoro discografico Sì, per ora. Il titolo è bellissimo, Amorevolmente dedicato a tutti quanti. A tutti. È uscito da una ventina di giorni, stiamo facendo il giro di, pubblicità. Molto bello, sì, sì. Molto, veramente molto, te l'ho detto, la conosco. Poi sei tu che puoi perdere tempo, vedi? Vedi? Tu perché ti sei messo alto lì? Vorrei capire. Tu sei il mascalzone. La colpa non è mia, Zia. di Pasquale. Zia. Che Ma al dici? massimo trovi zia. 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 Vabbè, allora, Lo vogliamo ascoltare? Sì, Allora Franco Staco ai microfoni di Stallone Show. Sì, allora la numero 8 credo, no? È Fornuta. Basta, sì, sì. una canzone, È Fornuta. almeno tre, dai. Allora, la canzone è Fornuta. Sì, vado lì. Autori, Gli autori, dai. Franco. Che si bella. Voglio, come tirare tutte cose fresche. È qui? Sì, qui la festa, più lì, Il mondo cerca più, io me ne vado. Che perdo tempo a fare, tu non mi fai campare con questa gelosia. Il mondo chiama più, o stesso mi fai tu e tu lo sai. Non riesci solo a me, tu non mi puoi capire che sto male. Non mi dire che già è finita. Questa qua sì. Allora, io ne ho approfittato che con l'essere distratto mi sono infilata io. Sì, hai fatto qui. bene, Ho perché ho fatto è bene. molto più conveniente e anche più comoda. Allora Franco, noi vogliamo ascoltare immediatamente un'altra canzone. Sì. Mi dici il titolo? Allora, non telefonare.
Non telefona, la vogliamo dedicare a qualcuno? Ma no, telefonate. Ah, c'è, telefonata c'è. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Pronto, sei bellissimo. Grazie, tu sei molto gentile. Come ti chiami? Franca. Ah, come me? Mi Passami piace. il satellite, arriva più. Franca, Pronto? io sono pronto, tu sei pronto. Signori, ecco a voi, Franco Stavo! Non è possibile! Sì, hai capito? Perché Franco non avevo capito che tu eri Franco. No, arrivavi in ritardo, forse Ho capito. pensavo che stavamo sul satellite. No, siamo in Australia, noi siamo qua. Pronto? 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 Senti, bella, una cosa più veloce, perché sennò Franco non può cantare. Vuoi salutare Franco? Puoi cantare qualche altra canzone? Sì, Adesso questo sta facendo. te la canto subito E infatti gliela facciamo dedicare. Aspetta. e te la dedico tutta a te. Va bene, grazie. Ciao bella. Ciao, buona serata. Dai, Franco.